Buongiorno a tutti, un caro e affettuoso saluto al Presidente della Regione, a tutti i senatori e deputati presenti, alle autorità civili e militari e soprattutto a voi ragazzi studenti dei nostri istituti scolastici. È una grande emozione per me celebrare questo compleanno e portare i saluti della città di Nuoro per il compleanno, il 150° compleanno di Grazia Deledda, perché Grazia Deledda è un po' da un lato una musa ispiratrice di tutte le nostre attività, ma è quasi una divinità religiosa a volte, perché ha invaso la nostra immaginazione di sardi e anche i nostri sogni un po' li ha disegnati lei e li ha disegnati con l'esempio della sua vita. Per cui io mi rivolgo naturalmente innanzitutto a voi ragazzi per dirvi una cosa. Io, Grazia Deledda, pur essendo figlio di un insegnante di italiano, questo lo racconto spesso, quando ero a scuola non l'ho vissuta perché non veniva insegnata, nelle antologie non c'era, oppure c'era in maniera molto residuale. Allora un giorno parlando con mia mamma che insegnava all'istituto magistrale le dissi: ma come mai non ci insegnate Grazia Deledda? E lei, nuorese, Sant'Upredina ad hoc, mi disse: ma è perché Grazia Deledda rispetto a Pirandello, rispetto a Verga, insomma, sì, ha vinto il premio Nobel, però non era così fondato il premio Nobel. Quindi io ho vissuto un po' con questa concezione, sapendo che Grazia Deledda era un genio, però un po' non riconosciuto dalla sua comunità. Fatto sta che da sindaco abbiamo iniziato a celebrare i 90 anni dal Nobel nel 2016 come comune, adesso ci appropinquiamo a festeggiare i 150 anni di Grazia Deledda e per cui l'ho ripresa in mano, ho ripreso in mano le sue novelle, ho ripreso in mano i suoi romanzi e mi si è aperto un mondo, mi è cambiata la vita, è entrata dentro di me e mi ha aperto delle prospettive e ho scoperto una Grazia Deledda attualissima, rivoluzionaria, una cosa incredibile. Se noi pensiamo ad esempio al documentario che Cecilia Mangini ha dedicato da poco a Grazia Deledda, una delle sue ultime opere, una delle più importanti documentariste italiane, che ha voluto chiamare Grazia Deledda la rivoluzionaria. E perché la rivoluzionaria? Perché Grazia Deledda, con una eleganza incredibile nel tratto del pittore che descrive le scene della nostra Sardegna e la vita della nostra Sardegna tra fine 800 e gli inizi del Novecento, ci richiama e mette in luce tre concetti fondamentali che sono veramente attuali, come diceva prima Anthony, per quanto riguarda le donne afghane. Il primo è il ruolo della donna non solo nella letteratura, ma nella vita collettiva. Nessuna scrittrice sino a quel momento si era cimentata nel porre così tanto in luce la centralità della donna con i suoi diritti, con le sue posizioni, con la necessità di affermarsi esattamente con la parità dei diritti che venivano riconosciuti agli uomini. E questo Grazia Deledda lo fa in un'epoca in cui la donna, ad esempio, non aveva diritto a un'istruzione superiore. Ad esempio, la donna non votava. Ricordiamoci che la donna ha iniziato a votare nel 1946. Ebbene, lei alla fine dell'Ottocento eleva la donna a un centro di imputazione di interessi e di diritti che deve essere pari a quello degli uomini e dice alle donne con i suoi scritti, con le sue novelle, con i suoi romanzi: donne, svegliamoci perché abbiamo gli stessi diritti. L'altro messaggio rivoluzionario che dà Grazia Deledda è quello del ruolo degli ultimi e dei più umili. Voi avete presente, e se non l'avete presente lo dico soprattutto ai ragazzi, che uno dei primi romanzi che bisogna leggere di Grazia Deledda è l'ultimo, quello che è stato pubblicato postumo, e cioè Cosima, dove vedete il rapporto tra la madre di Grazia Deledda, è un romanzo autobiografico, e il servo che curava la vigna di Grazia Deledda in località Supino. E vedete come
alla mamma di Grazia Deledda, che era preoccupata per l'andamento della famiglia e dei figli, un aiuto fondamentale alla comprensione di ciò che stava accadendo, soprattutto in relazione a Grazia e alla sua preoccupante vocazione letteraria e di scrittrice. Questa finestra di dialogo gli si apre con l'ultimo della società, un servo che viveva buttato nella vigna di Supinu e che era un reduce da un'esperienza carceraria, uno straniero anche addirittura, che viveva quasi scalzo, senza conoscere e senza frequentare nessuno, proprio uno di quelli che non venivano calcolati da nessuno. Ecco, lei lo eleva a personaggio principale sostanzialmente del romanzo nel momento in cui dialoga alla pari con sua mamma delle cose più intime della famiglia, e così tanti altri. E l'altro messaggio fondamentale che dà Grazia Deledda è il ruolo dell'ambiente, è il ruolo della natura, che la natura ha costituito insieme all'animo umano, per Grazia Deledda, la musa ispiratrice. Ecco, se voi se potete sentirlo anche disponibile su internet, il discorso che Grazia Deledda fece a Gavino Gabriel, che era il direttore dell'EIAR, cioè sarebbe la prima RAI italiana. Negli anni 30 Grazia Deledda viene intervistata da Gavino Gabriel, che è un altro grande sardo che dobbiamo celebrare, e racconta di come per lei aveva rappresentato proprio la fonte dei suoi racconti e la fonte della sua poetica, la natura che lei aveva osservata fin da quando era bambina. Ecco, io penso che questi tre concetti fondamentali, il ruolo della donna, il ruolo della natura e la sostenibilità ambientale e la tutela degli ultimi e degli umili, siano un regalo attualissimo che ci fa Grazia Deledda, insieme a quello che è un altro tratto distintivo della sua esperienza, e che è questo: Grazia Deledda si fece da sola. Sapete, aveva la quarta elementare. Per avere un surplus di cultura si fece bocciare, ripeté la quarta elementare e poi studiò da sola e lesse gli autori francesi, gli autori russi, si collegò alle riviste del tempo per essere sempre aggiornata, come abbiamo visto anche dalla lettura di Monica Corimbi. E questo lo fece da sola, puntando tutto su se stessa. Fu lei l'artefice del proprio destino. Ecco, con una tenacia davvero incredibile. Per cui a voi ragazzi dico: teniamo presente quei messaggi rivoluzionari che sono i messaggi dell'attualità, della contemporaneità, e sono anche i messaggi del futuro. Ma teniamo anche presente che Grazia Deledda ci ha insegnato una cosa enorme, che ognuno è artefice del proprio destino e ci vuole impegno, tenacia, determinazione, studio, e con l'impegno, la tenacia e la determinazione ognuno di noi è in grado di vincere un premio Nobel nel suo settore, nella sua vita, è in grado di affermarsi, è in grado di emanciparsi. Per cui impegniamoci tutti per, con i valori di Grazia Deledda, costruire un mondo migliore con questi messaggi. Grazie.